Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del nostro telegiornale. Niscemi, ci sono 1000 sfollati per una frana ancora in espansione, chiuse scuole e strade principali. Le autorità monitorano il fronte di 4 chilometri, il governo regionale prepara la dichiarazione di calamità naturale. Dopo il ciclone Harry, i giovani mettono in moto la macchina della solidarietà, sono gli angeli del fango. Da Catania lungo la costa ionica sono circa 1000 per aiutare chi ha perso tutto. Sale a 1,5 miliardi la conta dei danni per il ciclone Harry in Sicilia. La regione ha insediato una cabina di regia per coordinare gli interventi, mentre Schifani vola a Roma, dove si attende oggi la dichiarazione di emergenza nazionale e un primo stanziamento di 70 milioni. Ed è game over per il clan Sangani a Randazzo nel Catanese. I carabinieri arrestano 14 persone in un'operazione antidroga che smantella il traffico di marijuana, cocaina, crack ed ecstasy. 100 militari hanno documentato la riorganizzazione criminale e i canali di approvvigionamento della droga. La commissaria nazionale dell'antiracket visita il siracusano per fare il punto sull'escalation di intimidazioni ai commercianti. Bisogna stare dalla parte dello Stato, denunciando presenti sindaci e istituzioni. Nuova perdita d'acqua nel centro di Agrigento. Tra il municipio e il teatro Pirandello scorre a fiumi, mentre cittadini e turisti assistono allo spreco e ai disagi sulle strade. Calcio, il Palermo resta quarto nonostante 9 risultati utili consecutivi, il pari a Modena rallenta la corsa, sul mercato si stringe per Tramoni e arriva Jonsen dalla Cremonese. Serie C, emozione, prestazione, pubblico in delirio al Massimino per il Catania che batte 2-0 il Cosenza. Rossazzurri restano in primo posto in classifica, intanto è ufficiale il prolungamento di Jimenez, una vittoria e una sconfitta rispettivamente per Trapani e Siracusa. Ben trovati, tra poco ci collegheremo, attendo per questo l'ok dalla regia con Niscemi perché appunto la notizia grave che abbiamo raccontato anche nel nostro precedente telegiornale riguarda una frana gravissima che ha toccato il territorio. Ci sono 1000 persone evacuate, per questo mi collego proprio con Gerry Italia che è sul posto. A te Gerry. Sì, buongiorno Roberta, buongiorno ai nostri telespettatori. Mi trovo in questo momento alla piazza centrale di Niscemi a Palazzo di Città. Come vedi, la pioggia continua a scendere incessantemente e questo sta creando grossi problemi al fronte della frana, un fronte della frana che ormai ha raggiunto i 4 chilometri, lo stiamo vedendo dalle immagini. In alcuni punti la depressione che si è formata è di circa 50 metri, va da 6 a 50 metri. Sono state coinvolte diverse abitazioni, alcune aziende e come vi raccontavo prima sono circa 1000 le persone evacuate che sono state raccolte al Palazzetto dello Sport via Pio La Torre questa notte e che man mano hanno trovato alcune abitazioni di fortuna. Stamattina gli sfollati si sono recati proprio qui in municipio per cercare di capire con il sindaco che tipo di destino dovranno avere le loro abitazioni. È improbabile che per adesso possano rientrare. Ne abbiamo sentito qualcuno che ci ha raccontato proprio le emozioni e la paura di questa notte e della giornata di ieri. Possiamo mandare il contributo agli sfollati. Ci hanno detto che c'era tutto questo danno, ma non abbiamo capito niente perché noi pranzavamo e abbiamo visto tutto, poi siamo usciti ma abbiamo capito il danno che c'era nel nostro quartiere, siamo usciti tutta la famiglia, mia figlia, mia mamma, tutti vicino siamo. Poi ho visto confusione e poi ho visto che correva la gente verso la chiesa di Santa Croce e dice che c'era la frana e siamo mandati fuori. Dove è passato la notte? Da mia nuora, mio figlio. Hanno avuto notizie, la sua casa è in pericolo, le hanno detto qualcosa? Nessuno mi ha detto niente. Io abito in via Caracciolo. Come avete passato la notte? Già male. A Casarato come si può passare? Bene. Nessuno fino adesso vi ha dato delle risposte? Niente, ancora niente.
E questa è la situazione degli sfollati che adesso con la pioggia si sono allontanati. Il sindaco è ancora in riunione con il COC, questa mattina ha incontrato i vertici dei Vigili del Fuoco e i vertici della Protezione Civile regionale. Nel pomeriggio alle 16 è prevista la visita del presidente dell'ARS Gaetano Galvagno. Massimiliano Conti è in stretto contatto con il ministro Musumeci e con la regione, che dovrebbe tra l'altro firmare la delibera di calamità naturale proprio in queste ore. Noi il sindaco l'abbiamo sentito subito dopo l'incontro con il prefetto e con la protezione civile, ecco quello che ci ha detto. La situazione si è aggravata, una tragedia tremenda, un fronte di frana di 4 chilometri, siamo qui fortemente impegnati con tanta amarezza e preoccupazione e ansia. Situazione sfollati. Moltissimi sono stati, si sono sistemati con abitazioni di fortuna, seconde case, familiari, parenti, chiaramente amici, e quindi ora stiamo facendo la conta puntuale di quello che è la situazione di quella. E dico chiaramente perché c'è un'attività di coordinamento, ringrazio la prefettura che è stata qui, ha fatto le riunioni, non vi sto a raccontare le procedure analiticamente, comunque il tema è che ci sarà una zona rossa e quindi tantissime famiglie non rientreranno nelle proprie case. Bene, noi ringraziamo naturalmente GR Italia e ovviamente vi rimandiamo a ulteriori aggiornamenti nel corso della prossima edizione del nostro telegiornale. E adesso parliamo del ciclone Harry, lo facciamo raccontando i danni, lo facciamo naturalmente purtroppo da giorni, ma in questo servizio vi parliamo anche di quella grande rete spontanea di volontari di solidarietà che nasce dai giovani, circa 1000 in giro da Catania e per tutta la costa ionica, proprio per aiutare chi ha perso tutto. Noi vogliamo partire proprio da qui con Eva Spampinato. Li hanno ribattezzato gli angeli del fango. Sì, io qui ci sono cresciuta e vedere il mio paese in queste condizioni è brutto e quindi sto facendo di tutto per dare una mano. Anche gli angeli a volte piangono, soprattutto quando questi angeli vestono i panni di giovani volontari che si stanno rimboccando le maniche per dare il loro aiuto. Siamo più di 1000 in questo gruppo. Da quanto tempo non ti fermi? 3 giorni. Ancora esiste gente che aiuta e meno male perché c'è un disastro. Nelle tragedie puoi ritrovare un po' quello che è il senso di comunità, no? Grondano sudore e voglia di poter dare il loro contributo dopo la devastazione di Harry. La forza di volontà non fa pesare le ore passate a spalare terra, fango, detriti, tutto quello che il mare ha portato nelle strade delle nostre coste. Qui siamo a Mascali. La piazzetta di Fondachello e la chiesa erano irriconoscibili. Il mio primo giorno libero è doveroso, è l'unica cosa che potevamo fare. I giovani volontari arrivano da tutte le parti della Sicilia e anche da fuori. Che amico che torna anche da su, questo è il senso di casa, no? Quindi è quello che poi uno si aspetta come botta di risposta. Il governo in questo si è mosso forse un po' meno. Tutto nasce dal passaparola e dall'appello lanciato da 2 giovani catanesi, Simone De Pieri e Simone Grasso. In poco più di 24 ore la chat spontanea è cresciuta a dismisura. Con le mie forze ho dovuto ristrutturare per ben 3 volte. Purtroppo non siamo stati aiutati ovviamente. Io spero ovviamente quest'anno di aiutarci e far sì che tutti i miei dipendenti ritornino a lavorare. Una rete dal basso che prova a rimettere in piedi la normalità, una spalata alla volta. Adesso veniamo alle isole minori e lo facciamo non tanto oggi per una conta dei danni, quanto piuttosto per quella che ancora è una vera e propria difficoltà per i collegamenti appunto con tutte le isole minori della Sicilia. Ma sentiamo il dettaglio nel servizio. Francesco Triola. Ancora disagi per i collegamenti tra Sicilia e isole minori. Stamattina sono state sospese le navi da Trapani alle Egadi, sia quelle delle 6.30 che quelle delle 7 e delle 9.50. Sospesi gli aliscafi da Trapani a Favignana sia alle 8 che alle 8.45 e alle 9.40. La partenza dell'aliscafo da Trapani a Favignana delle 12.30 è stata posticipata alle 14 senza il passaggio però all'Evans Marittimo, con rientro quindi sempre da Favignana. Sospesa invece la corsa delle 12 da Marsala. Saltati anche alcuni collegamenti da e per le Olie. L'aliscafo da Milazzo delle 7 ha toccato solo Vulcano, Lipari e Salina, saltando Rinella, Ligudi e Filicudi. Ha effettuato invece una partenza straordinaria
da Santa Marina Salina per Lipari, Vulcano e Milazzo alle 11, regolari invece le navi da Milazzo per le isole Eolie. Porti delle isole minori interessati anche a lavori come quello per il ripristino del molo di Stromboli. Stamattina sono arrivati i sommozzatori e le squadre tecniche specializzate e nei prossimi giorni si potrà intervenire concretamente in somma urgenza per il ripristino del porto gravemente danneggiato dalle mareggiate provocate dal ciclone Harry. Anche a Linosa si è pronti ad intervenire per il ripristino della banchina del molo di ormeggio e della strada di collegamento con la centrale Enel, anch'esse gravemente danneggiate dalle mareggiate del ciclone che ha colpito la Sicilia tra il 19 e il 21 gennaio. L'obiettivo, affermano dalla Regione, è garantire nel più breve tempo possibile il recupero della piena funzionalità delle infrastrutture ed evitare ulteriori gravi disagi. E il ciclone danneggia anche il deposito treni della metro di Catania, ha compromesso anche un nuovo convoglio che sarebbe entrato in funzione nei giorni della festa di Sant'Agata con la ferrovia Messina-Catania, peraltro tagliata in due, ma Trenitalia però non lo comunica. Luca Ciliberti. Il ciclone Harry ha colpito anche la metro di Catania. Le forti mareggiate hanno allagato parte del deposito dove sostano i treni di FCE. La parte che costeggia la zona tra Piazza Europa e la stazione di Catania è risultata compromessa e le onde hanno anche danneggiato un treno nuovo che sarebbe dovuto entrare in funzione in questi giorni. Tutto ciò inevitabilmente si ripercuoterà sul trasporto pubblico anche in vista dell'imminente festa di Sant'Agata. Tra i danni ci sono anche questi 3 treni che purtroppo sono significativamente danneggiati. Globalmente abbiamo quantificato i danni intorno a 8 milioni e 3, ma la cosa più critica è che adesso non possiamo disporre immediatamente del deposito officina, quindi manterremo l'esercizio con l'attuale materiale rotabile che garantisce comunque le frequenze che abbiamo adesso, ma purtroppo probabilmente sotto Sant'Agata non riusciremo a aumentare in maniera significativa le frequenze. Intanto i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono impegnati nel tratto tra Giampilieri e Taormina per liberare i binari dai pesantissimi detriti. Tra le zone interessate dai lavori ci sono Giampilieri, Aliterme, Scaletta Zanclea, Sant'Alessio, Letojanni e Taormina. Attualmente i collegamenti ferroviari tra Messina e Catania sono interrotti, ma il portale di Trenitalia non lo segnala. Sul sito infatti è possibile comprare il biglietto nonostante la tratta non sia percorribile. Secondo quanto riferito dai sindaci del Messinese interessati dai danni, non sarà riparata prima di 6-7 settimane. Inoltre persino i mezzi impegnati nei cantieri del raddoppio ferroviario sono a regime ridotto perché le strade lungo la costa sono state distrutte e sono quindi impercorribili. E oggi è il giorno della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale proprio per i danni del ciclone. Il presidente della regione ha insediato la cabina di regia per gli interventi e poi è volato a Roma proprio per presenziare al Consiglio dei Ministri. Manlio Viola. Continua a crescere la stima dei danni del ciclone Harry in Sicilia, fra messa in sicurezza dei territori, ripristino dei servizi e primi interventi di ristoro. La stima iniziale di 741 milioni è già più che raddoppiata, raggiungendo circa 1,5 miliardi. Toccherà una cabina di regia regionale, insediata questa mattina dal presidente della regione, affrontare l'emergenza e coordinare gli interventi. Parola d'ordine: fare presto e bene, accorciando il più possibile le procedure. Da Roma si aspetta nel pomeriggio la dichiarazione dell'emergenza nazionale e un primo stanziamento che potrebbe essere di ulteriori 70 milioni di euro. Sto andando a Roma per assistere al Consiglio dei Ministri alla deliberazione stato di calamità nazionale. Ringrazio ancora una volta il Premier per aver accelerato i tempi e cominciato a dare risposte immediate come chiede la Sicilia. In una seconda fase toccherà lo stato di ricostruzione di livello nazionale, servirà un commissario e fra le ipotesi in campo c'è quella che il ruolo tocchi proprio a Schifani, in modo da coordinare meglio gli interventi regionali con quelli nazionali. Questa mattina intanto a Santa Teresa di Riva, uno dei comuni maggiormente colpito dalle mareggiate, è andato il presidente dell'ARS Gaetano Calvagno prima di partire per Palermo, dove domani riprenderanno i lavori del Parlamento regionale. Domani ho convocato una conferenza dei capigruppo per stravolgere assolutamente quello che è il calendario dei lavori. Ritengo prioritario oggi intervenire su quelli che sono i cittadini, gli imprenditori e i comuni che hanno subito gravissimi danni. Altri fondi dunque arriveranno dal disegno di legge proposto dal governo regionale e dagli emendamenti annunciati da tutte le forze politiche che andranno in discussione con priorità. E adesso cambiamo decisamente argomento. Operazione antidroga dei carabinieri di Catania oggi a Randazzo, 100 i militari impegnati anche con il supporto di elicotteri per 14 arresti. Ma sentiamo di che si tratta con Adelaide Barbagallo.
Game over, così i carabinieri di Catania hanno battezzato l'operazione antidroga di Randazzo, una partita finita male per la criminalità, con 14 arresti. I reati ipotizzati sono associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, spaccio di droga e furto aggravato in concorso. 100 i carabinieri del comando provinciale scesi in campo con il supporto dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, del 12° nucleo elicotteri, del nucleo cinofili di Nicolosi e della compagnia di intervento operativo del 12° reggimento di Sicilia. Le indagini, spiega la Procura di Catania, hanno consentito di comprendere i riassetti organizzativi del clan Sangani, operante a Randazzo e territori limitrofi, documentare la gestione delle piazze di spaccio e individuare i canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente. Dopo i duri colpi inferti dagli inquirenti al clan con l'arresto dei vertici, tra loro il capo Salvatore Sangani, e numerosi sequestri, il gruppo criminale si stava riorganizzando con una nuova formazione con a capo Cristian Sabato e Danilo Giovanni Sapiente, capace di imporsi ed egemonizzare il traffico di sostanze stupefacenti. Diversi tipi di droga spacciati, marijuana, cocaina, anche crack, ma questa sostanza per gli assuntori di Randazzo era reperibile solo nel mercato di Catania e proprio nella città etnea. I picciotti del clan si sono recati in occasione della festa del 1° maggio del 2023 per partecipare a un importante evento di musica elettronica dal vivo per spacciare droghe sintetiche, tra loro l'ecstasy. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torneremo subito dopo per andare nel Siracusano a Floridia, dove la commissaria nazionale dell'antiracket ha fatto il punto sull'escalation di intimidazione ai commercianti. Torniamo tra poco. Siamo alla seconda parte del nostro telegiornale che apriamo con una notizia dell'ultima ora. La Procura di Palermo ha disposto l'autopsia sul corpo di Francesco Correnti, 26 anni, morto ieri dopo essere stato colto da malore in casa a Palermo. Il giovane è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale al Policlinico. I familiari hanno presentato denuncia sostenendo che ci siano stati dei ritardi nei soccorsi. L'autopsia sarà eseguita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico. E adesso, come vi dicevamo prima della pausa, andiamo a Floridia, dove la commissaria nazionale dell'antiracket ha fatto il punto alla luce di una serie di fatti intimidatori davvero preoccupanti sul territorio. Francesco Aloi. I commercianti non sono soli, hanno attorno a loro le associazioni antiracket, hanno chiaramente il sostegno delle forze di polizia e delle istituzioni. Sull'escalation di intimidazioni ai commercianti di Siracusa si fa il punto anche con la commissaria nazionale dell'antiracket. La triste fotografia che emerge è questa: si preferisce pagare il pizzo piuttosto che denunciare. Il messaggio deve essere quello di avere il coraggio di denunciare e di decidere da quale parte stare. Sicuramente bisogna stare dalla parte dello Stato. Stato che è presente anche all'Assemblea regionale della Federazione Antiracket riunita a Floridia, alle porte di Siracusa. All'incontro ci sono tutti, compresi sindaci e commercianti. Bisogna riuscire a intercettare questi commercianti, questi imprenditori che per paura o per convenienza stanno pagando. Pagare il pizzo vuol dire pagare la mafia e quindi contribuire a questi atti intimidatori. La criminalità parte con piccole richieste di soldi, ma poi... Il tempo è ben altro, quello che vuole la criminalità organizzata è impossessarsi delle attività commerciali. Ma l'allarme sicurezza non è legato soltanto alle intimidazioni. Soprattutto nella zona montana del Siracusano preoccupano anche i continui furti ai bancomat. Ancora uno spreco d'acqua nel cuore di Agrigento, tra il municipio di Piazza Pirandello e proprio il teatro. L'acqua fuoriesce da un tombino e scorre a fiumi lungo la strada, perdendosi sull'asfalto. Davide Sardo. Nuova perdita d'acqua nel cuore di Agrigento. Tra il municipio di Piazza Pirandello e l'esterno del teatro Pirandello, l'acqua scorre letteralmente a fiumi. Il flusso emerge da un tombino e si riversa lungo la strada in discesa, disperdendosi sull'asfalto senza alcun controllo. Una scena che si ripete ancora una volta in una zona centrale e simbolica della città, molto frequentata da cittadini e turisti. Mentre l'emergenza idrica continua a pesare sulle famiglie agrigentine, migliaia di litri d'acqua finiscono sprecati sotto gli occhi dei passanti.
L'acqua scende lungo la carreggiata, si perde per strada e rende scivoloso il manto stradale, creando disagi anche per la circolazione e per i pedoni. Cresce la rabbia dei cittadini che parlano di uno spreco inaccettabile e chiedono interventi rapidi e risolutivi. Agrigento continua così a fare i conti con una rete idrica fragile, con guasti frequenti e con una gestione dell'acqua che resta una delle principali emergenze del territorio. E adesso ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi un'ampia pagina dedicata al calcio. E siamo al calcio con il Palermo alla ricerca del salto di qualità, nonostante un ottimo trend, però la formazione di Inzaghi si allontana dalla zona promozione diretta. Sentiamo il servizio di Marco Gullà. Il Palermo corre, ma le altre ancora di più. Ecco perché i rosanero, nonostante una striscia positiva di 9 partite senza sconfitte, sono sempre quarti e si allontanano dalla vetta. Il pareggio di Modena, seppur sia sulla carta un buon risultato in un campo decisamente difficile, ha rallentato la corsa del Palermo. Frosinone, Venezia e Monza vincono quasi sempre. Difficile stare al passo delle tre. È stata una partita combattuta dove si poteva sbloccare tramite una palla inattiva, un tiro da fuori magari. Peccato per tutte e due le occasioni, soprattutto quella del secondo tempo in cui avevamo trovato il gol, però va bene così, dobbiamo continuare su questa strada. Siamo un po' non proprio soddisfatti al 100% per il risultato, però credo che la squadra abbia dato veramente tutto fino all'ultimo minuto. Mercato, ultima settimana in cui il direttore sportivo Osti dovrà definire le trattative già intavolate. Si stringe per Tramoni, una trattativa che fin dall'inizio si è rivelata complessa ma che non è mai uscita dai radar del club rosanero. La distanza tra le due società è poca. Il Palermo avrebbe offerto 5 milioni di euro per il prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Decisivo potrebbe essere il fattore Inzaghi. In rosanero Tramoni ritroverebbe l'allenatore con cui nella scorsa stagione ha conquistato la promozione in Serie A. In arrivo ci sarebbe anche Jonsen dalla Cremonese. Andiamo alla Serie C, la bella prova del Catania che convince contro il Cosenza, è finita 2-0. I numeri al Massimino sono davvero esaltanti, ma il primato dei rossazzurri si legge anche attraverso la qualità del gruppo. Intanto è ufficiale il prolungamento di Jimenez. Marco Carli. Le emozioni e le prestazioni, sostantivi con lo stesso finale e diversa radice. Quando vanno a braccetto vuol dire che la combinazione è giusta, perché il Catania col Cosenza ha unito l'utile al dilettevole in sintesi. Ha giocato bene, ha colpito nel momento giusto e ha suscitato entusiasmo. Prestazione e emozione, come si diceva. Quando nel calcio ci sono entrambe, finisce che va, come dice Toscano. Sono contento della crescita, soprattutto sotto l'aspetto del gioco, della tranquillità nel giocare la palla, nel divertirsi a volte. Peccato che magari avremmo meritato qualche gol in più, però io guardo la prestazione e sono contentissimo dei ragazzi perché oggi mi sono divertito. Un cenno va fatta ai numeri, primo posto col Benevento, 11 vittorie al Massimino, 1080 minuti di imbattibilità interna con 34 punti conquistati su 36. E non abbiamo parlato ancora della fattura dei gol del 2-0 con il Cosenza. Il tocco di Jimenez dopo la giocata di D'Ausilio e il cross di Donnarumma e il degno suggello dell'accordo che il club ha reso ufficiale per il prolungamento fino al 2028. La legnata di Lunetta al suo ottavo centro stagionale esalta il pubblico e la corsa di Casasola sempre grande assist man. Se poi Caturano avesse segnato sarebbe stata la ciliegina sulla torta, solo quello, anche perché dal mercato sono arrivati i tasselli giusti, basta vedere la prestazione di Miceli in difesa. Ho cercato di adattarmi alle indicazioni del mister che erano magari diverse rispetto a quelle che facevo a Monopoli, però il ruolo è il mio e cerco di mettermi a disposizione, di dare un contributo alla squadra. Una vittoria e una sconfitta nell'ultimo turno per Trapani e Siracusa, entrambi però guardano al futuro con fiducia. Sentiamo Francesco Triolo. Una sconfitta che può dare consapevolezza delle proprie potenzialità. A Siracusa in questo momento probabilmente sì, perché quella rimediata a Benevento contro una prima in classifica è per la squadra dei Durati la strada giusta da seguire per risalire in classifica.
La partita del Vicorito ha mostrato un Siracusa a due facce che ha ceduto solo alla superiorità tecnica dei giallorossi, ma che ha dimostrato come quello che manca è continuità e personalità nei momenti chiave. Il riferimento è soprattutto alla parte finale del primo tempo, che poi è pesato sull'inerzia complessiva del match. Adesso è il momento di mettere da parte tutto e pensare già alla prossima partita, quando al De Simone arriverà il Crotone, la partita giusta per trasformare la fiducia in risultati positivi. Chi continua a sorprendere invece il Trapani in un contesto di caos societario. La squadra allenata da Totò Aronica a Caserta vince una partita a tutto cuore, la seconda consecutiva, la terza nelle ultime 4 gare. Al Pinto decisivo un lampo del nuovo arrivato Cristianina a 9 minuti dalla fine. Un successo meritato per i Granata al termine di una battaglia di nervi e dopo aver sfiorato il gol in almeno 3 occasioni. Una vittoria che dà morale ed entusiasmo in un momento delicato per il futuro del club. Trapani fuori dalla zona play-out e domenica prossima potrebbe anche scavalcare l'Altamura, che occupa l'ultimo posto della zona play-off. E tra poco l'approfondimento su tutti questi temi che avete appena ascoltato, che riguarda il calcio delle squadre siciliane, nello spazio consueto dopo il nostro telegiornale dedicato a Anteprima Corner. In studio Angelo Gagliano, che sarà anche alla conduzione, come sempre, dell'appuntamento della sera, in prima serata alle 20:45, con Corner, questa volta tutto dedicato al Catania. Dunque vi lascio al calcio e vi ricordo che Sicilia 24 tornerà alle 19. A tutti un buon pomeriggio.